Sì. Però mi serve proprio... Allora, ci siete? Fatemi sentire un bel applauso anche voi che avete una vista privilegiata. Questa piazza di Quartu mi fate sentire meglio? Laggiù? Anche perché sarà uno spettacolo molto bello. Adesso mi sto prendendo i 30 secondi che ci servono per far posizionare gli operatori, per dare il via affinché anche le telecamere si possano accendere e questo spettacolo possa essere generoso, non solo nostro ma anche di chi ci guarderà da lontano, anche perché è uno spettacolo che merita. Ci sono 1000 colori, suoni, suggestioni. La Sardegna stasera è qua, ben rappresentata e non poteva che essere Quartu Sant'Elena ad offrirle una carezza, perché vedrete che sarà uno spettacolo veramente bello. Poi avremo modo di raccontare quello che accadrà. Io ho bisogno solo di preparare voi, anzi faremo così, sei tu che mi devi dare l'ordine del via? Perché è importantissimo che ti vedano. Ecco, sarai tu? Vincenzo? Allora mettiamoci d'accordo così, perché come io vi confido una cosa, questo spettacolo inizierà dall'alto, cioè nel senso ci sarà un drone che avrà modo di riprendere lo spazio in cui noi siamo da lassù, questo monumento meraviglioso alle nostre spalle, però sarà lui con una mano a far partire un applauso e vuol dire che in quel momento sta partendo tutto, va bene? Vi vedo un po' spenti ragazzi, vi ho dato anche le sedie stasera, non so cosa fare, Mi raccomando, è una festa, festa, vero assessore? Giusto? Allora, Michele vieni, perché appena loro applaudiranno, tu parti con i suoni e quello vuol dire che è il momento in cui inizia tutto. Guarda, vedo là già Ottana pronto, che incomberà fra poco con le maschere, ma li chiameremo noi. Intanto un applauso per Michele Deiana, come voi applaudirete, questo è fuori onda, come voi applaudirete per l'inizio, lui partirà, quella è la sigla, va bene? Hai una responsabilità, guarda te, di fare da bravo. Allora.
Un applauso bellissimo per Michele Deiana, siamo a Quartu Sant'Elena, siamo in diretta per D-De Festa e guardate un po' il calore di tutta questa gente, un applauso forte, fortissimo, perché vuol dire che stiamo iniziando e che creiamo subito una bella atmosfera, un momento di magia. Vieni, vorrei che inquadrassi tutta questa gente e che voi vi faceste un bel applauso, perché davvero è una grande festa quella che ci apprestiamo a vivere insieme. La seconda edizione di D-De Festa, organizzata dalla Proloco di Quartu Sant'Elena, con la vicinanza, la carezza del comune di Quartu Sant'Elena e la regione autonoma della Sardegna. La Sardegna che stasera si è data appuntamento qui, in questo spazio suggestivo, nel cuore di una città che pulsa, modernità, la terza città della Sardegna per numero di abitanti, ma che ha sempre quel forte rispetto per le tradizioni che conserva e valorizza da tempi lontani. Ma stasera vuole essere soprattutto un palcoscenico ideale per tutti i colori, i suoni, le suggestioni che vi racconteremo attraverso i protagonisti che hanno risposto al nostro invito. Abbiamo ascoltato in apertura il suono delle Launeddas con Michele Deiana, più tardi lo ritroveremo, ma gli farei subito un bel applauso perché se l'è meritato. E su quei suoni Sardegna Live ha voluto restituire questa immagine dall'alto di una città meravigliosa. Allora sapete cosa facciamo? A questa città noi stasera vogliamo dare anche quel sentimento che arriva dai carnevali dell'isola, le nostre maschere tradizionali. C'è una data e un fuoco che accende tutto a Ottana e da quel momento ovviamente una rappresentazione senza tempo che ci porta lontano a modo di esistere, e i boes e i merdules sono proprio le maschere tipiche del carnevale ottanese e l'associazione culturale Merdules Bezzos questa sera è protagonista qui a Quartu Sant'Elena. Applauso e iniziamo così. L'associazione Boes e Merdules di Ottana. Questo applauso e poi lasciamo spazio ai suoni. Il Carnevale di Ottana è uno dei più caratteristici e interessanti di tutto il Mediterraneo e questa sfilata testimonia infinite stagioni che hanno come scenario la natura, la pastorizia, un segno che fortifica l'identità. I boes e i merdules sono le tipiche maschere ottanesi di origine lontanissime che ricordano la lotta ancestrale tra l'uomo e l'animale. Protagonisti i boes che indossano maschere taurine in legno con decori e ornamenti e sono legati da funi aggiogati. E il merdule che porta una maschera più umana ma trasfigurata nelle sue fattezze. L'uscita dei merdules non è codificata e il numero non è fisso. Di fatto escono in gruppo e si tratta di un rito propiziatorio che si perde nella notte dei tempi. Alle figure dei boes e dei merdules si affianca una terza protagonista, la filonzana. La vedete al centro del
nostro spazio scenico, una figura deforme e inquietante che entra nel gioco della rappresentazione e si muove all'interno del corteo. Fila la lana col fuso e minaccia di spezzare il filo della vita. Simbolicamente mette in evidenza la fragilità della vita umana. L'uomo in questo caso cerca di elevarsi al rango di Dio con la figura del boe, simbolo di forza, di vitalità, energia, fertilità, e allo stesso tempo, con la figura del merdule, cerca di dominare il Dio. È quindi, allo stesso tempo, Dio e sacerdote in un'eterna lotta tra uomini e divinità. Come vedete in questa rappresentazione sia i boes che i merdules vestono pelli di pecora non conciate, integre di vello, e nascondono il viso con maschere di legno ricavate dal pero selvatico. E sulle spalle dei boes pesa un fitto grappolo di campanacci, sossonazos. I merdules invece non portano i campanacci. Non è chiara l'origine e il significato delle maschere, sicuramente sono state tramandate nei secoli e rappresentano un rito plurimillenario in cui riaffiorano le tracce di antichi culti e in particolare quello legato alla fertilità. Noi vi invitiamo a raggiungere Ottana quando è la stagione del carnevale, ma stasera l'applauso per loro è da qui, da Quartu Sant'Elena. Associazione Culturale Boes e Merdules di Ottana. Le maschere più richieste, più apprezzate, più amate di un'isola che attraverso di loro ovviamente ha un volto che sa d'antico e che si manifesta in tutta la sua potenza, la sua prepotente bellezza. E come vedete adesso formiamo un quadro intorno a me perché vorremmo che fosse questa l'immagine che arriva sia a voi che siete in piazza, sia a chi ci segue da lontano attraverso le telecamere di Sardegna Live. Pensate quanto è suggestivo questo edificio sacro tra i più belli dell'isola e le maschere a ridosso che le rendono idealmente omaggio per portare a Quartu Sant'Elena stasera la bellezza delle nostre tradizioni, la forza del nostro essere stati e essere ancora. Un applauso bellissimo per gli amici di Ottana. Vorrei la testimonianza di uno di voi. Un saluto. Tonino, vieni vicino a me. Vieni, eccoti qua. Spogliati idealmente di questa maschera, anzi, fammene per un momento dono, anche perché vorrei, ecco, vengo io verso di te. Che cosa significa diventare parte di un racconto che voi avete ereditato? Anche i bambini a Ottana sognano di poter diventare un giorno, ecco, boes e merdules. Che cosa significa per voi questo senso d'appartenenza? Innanzitutto grazie a tutti per l'ospitalità, per la vostra accoglienza molto calorosa. E niente, Giuliano ha detto tutto. La nostra maschera non ha un tempo, non ha una data. Noi nasciamo già col DNA del boe del merdule, tant'è vero che Ottana, se voi venite ci farà molto piacere dal 16 gennaio in poi, Giuliano ne è testimone. E vedrete non solo noi adulti, ma in ogni angolo vedrete uscire
bambini. La particolarità di Ottana del carnevale è proprio questo, si mascherano tutti, donne, uomini, bambini, vecchi, meno vecchi. Insomma, una cosa che nasce a casa di ognuno di noi. Ognuno di noi ha le peli, c'è Campanacci, oppure la Filonzana, però credetemi, per noi non posso descriverlo a parole, è una cosa, senso di appartenenza l'hai già detto tu, è una cosa proprio che ci appartiene e che noi siamo fieri di portare in giro, non solo qua in Sardegna, giriamo anche il mondo, siamo un po' dappertutto, però credetemi, le emozioni che raccogliamo sono il miglior, grazie per i nostri sacrifici, perché con queste temperature mi potete credere, è una sauna e anche una fatica enorme. Quindi il vostro grazie, il vostro applauso è il miglior ringraziamento per questa magnifica serata. Grazie a Giuliano per averci invitato. Alla con Proloco lui... di Quarto, al Comune, alla Regione Sardegna. Hai detto tutto tu. Assolutamente sì, volevo Quindi... completare il tuo ringraziamento. Ci alziamo in piedi, io ti restituisco la maschera, Grazie. ti riprendo il microfono. Grazie a tutti ancora, buona serata. E facciamo così, un'uscita rumorosa con questo suono che ci piace. Boes e Merdules di Ottana! Davvero un bellissimo inizio, anche perché davvero abbiamo in qualche modo creato anche un processo di identificazione, noi con loro dentro uno spazio senza tempo. E senza tempo è anche il passaggio di bellezza che adesso animerà il nostro incontro e iniziamo proprio quel viaggio in Sardegna che è stata l'idea iniziale degli amici della Proloco di Quarto Sant'Elena, e cioè poter portare qui nella loro città un po' di appartenenza attraverso l'abito tradizionale, il patrimonio vestimentario di quest'isola. E inizieremo ovviamente con una musica meravigliosa di Marino de Rosas che andrà a sottolineare il passaggio dei diversi centri che ci hanno dato una risposta. Non possiamo non iniziare se non con la città che stasera ci ha aperto le porte, che è stata raccontata dai viaggiatori che nell'isola si sono alternati e che hanno trovato sempre ospitalità e bellezza ad ogni loro approdo. Iniziamo con Quarto Sant'Elena, applausi. Quarto è un grazioso paese posto in pianura che si sdraia a civettuolo su di un tappeto di verzura fra le acque vive del mare e quelle morte degli stagni vicini. Così descrive Quarto Sant'Elena Enrico Costa nel libro Costumi sardi. E al costume delle donne quartesi viene dedicato ampio spazio, avendo sempre suscitato in tutti gli osservatori ammirazione per la ricchezza degli ornamenti che adorna l'abito popolare festivo. E ci sono le voci di Balzac, della Marmora, del Valéry, del Lorenz e di tanti altri a testimoniarlo. Quartu, lo dicevamo prima, è una città dal volto moderno in cui pulsa ancora un cuore antico, felice connubio di tradizione e innovazione, che suscita sempre un fascino indubbio. Quarto Sant'Elena. Il nostro viaggio in Sardegna spazierà nei diversi territori, per esempio nel Sulcis Iglesiente, dove il 18 dicembre del 1938 nasce ufficialmente la città di Carbonia. Sorge in brevissimo tempo e viene a costare complessivamente 325 milioni di lire. E la presenza delle miniere nel territorio scatenò la contingenza e nel giro di soli 2 anni diventò la terza città della Sardegna dopo Cagliari e Sassari, con 29.000 abitanti. Flumentepido stasera è presente anche in qualche modo a restituirci l'immagine della chiesa di Santa Maria, che è un edificio religioso situato sopra una piccola altura, grazie a Flumentepido e a Carbonia.
Elmas sorge sulle rive della laguna di Sant'Agilla, l'antica villa del Mas. Incerta l'etimologia del suo nome, in sardo campidanese viene chiamato Sumasu, da cui deriva il nome dei suoi abitanti, masesi. È un centro ricco di bellezza, di storia, e le sue associazioni hanno portato alto il valore delle tradizioni. E stasera ospitiamo alcuni amici che ci onorano della loro presenza. Elmas. Orroli è situato alle pendici dell'altopiano basaltico di Pranemuru, nel Sarcidano, e le profonde e spettacolari gole in cui scorreva il Flumendosa sono in gran parte sommerse dall'omonimo lago artificiale, mentre da un'altra parte del territorio diverse porzioni di superficie pianeggianti sono ricoperte dall'invaso artificiale del lago Mulargia. Le necropoli, il nuraghe Arrubiu, che è il più imponente complesso megalitico fra tutti quelli presenti nell'isola e tra i più importanti d'Europa, denominato il Gigante Rosso, sono un po' i simboli di Orroli, e stasera ospitiamo le sue donne. Un applauso a Orroli. La Sardegna ha dato i natali a due papi, entrambi vissuti ed eletti nel 400. Il primo, Ilario, nel 461, e il secondo, Simmaco, nel 498. Ed è nato a Simagis, Simmaco, papa sardo, e da Simagis arriva questa rappresentanza in abito tradizionale. Ovviamente il patrono si onora il 19 luglio, che è anche la data della sua morte, e l'associazione che stasera ospitiamo, che arriva dalla provincia di Oristano, un importante centro agricolo, nasce nel 1971. Ringraziamo Simagis. Torniamo nell'Iglesiente, con un centro che sorge tra la pianura del Cigerri e i piedi del massiccio del Marganai, che conta circa 7.000 abitanti. Parliamo di Domus Novas. In passato è stato uno dei centri che traeva ricchezza dalle attività minerarie presenti nel territorio. E nel centro abitato c'è la parrocchiale della Madonna dell'Assunta di stile neoromantico risalente al 1700, e poi Sadomo e Sorcu, la grotta di San Giovanni. Domus Novas è un centro importante, il suo territorio non lo è da meno, ed è un luogo che va visitato perché ci rivela tante bellezze di un'isola incantata. Grazie agli amici di Domus Novas. Sullo sfondo al centro, e stiamo per completare questa prima parte di viaggio, c'è una coppia che arriva da Villa Sor, un altro luogo situato nella feconda pianura del Campidano. Anticamente chiamato Sorres, appare per la prima volta in una carta geografica del 1550, accanto al nome è raffigurato un castello. E con la dicitura Villa Sorres appare inoltre, insieme al castello, in una carta cronografica del 1649, oggi conservata a Washington. Sono le prime testimonianze che documentano l'esistenza di questo abitato, della sua storia importante. Non a caso il castello viene citato come il nuraghe, la parrocchiale intitolata San Biagio, la bellezza che ovunque domina in questo luogo, che stasera è rappresentato da questi due giovani che portano la bellezza in piazza a Quarto Sant'Elena di Villa Sor.
E completiamo questa prima parte del nostro viaggio con l'Ogliastra presente, grazie agli amici che si apprestano a festeggiare i primi 40 anni di vita associativa. È l'associazione Abba Frida, che nasce proprio nel 1974 ed è uno dei primi gruppi, forse il primo, a formarsi in Ogliastra. E Arzana è un centro climatico con 3.350 abitanti, a metà strada tra le meravigliose spiagge ogliastrine e le bellezze naturali delle montagne più alte della Sardegna. Il massiccio del Gennargentu, nel quale sono presenti rare specie faunistiche e fioristiche, testimonianze archeologiche e nuragiche risalenti a 3.000 anni fa, nuraghi e altre emergenze ci danno il senso di come fosse abitato fin da tempi lontani il territorio di Arzana. Brezza fredda o nebbia sarebbe il significato di Arzana, parola di chiara matrice nuragica da cui il paese trae il nome, anche se altri storici attribuiscono ad Arzana origini etrusche. Un applauso per Arzana. E abbiamo così completato questa prima parte del viaggio. Se siete d'accordo chiudiamo il cerchio, il semicerchio anzi, così state un pochino più vicini a me, dentro questa luce che ci avvolge, anche perché vorrei che voi foste, sì, venite un pochino più verso di me, abbracciatemi un po' di più, perché vorrei che foste voi la cornice, il colore ideale del momento che stiamo andando a presentare. Ovviamente spegniamo la musica perché non ci serve più, quella accompagna solo gli ingressi, mentre invece daremo spazio alle voci, le voci del canto a tenore, del canto più antico, che è stato riconosciuto anche dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. E non possiamo che essere, però se tu mi passi davanti quando presento è terribile. Cioè, facciamo una cosa, vai dietro di me, io vado avanti a te, ti facciamo un applauso forte, anche perché abbiamo una diretta televisiva, non ti voglio mettere in imbarazzo ma devo giocare per fare tutto bello. Dicevo, Fonni ovviamente di questo canto, di questa forma d'arte antica, è uno dei centri più rinomati, è anche il centro più alto della Sardegna. Da poco si sono concluse le celebrazioni in onore di San Giovanni, prima ancora della festa dei martiri, e sono processioni. Credetemi, se volete il consiglio di un amico, segnatevi in agenda le feste di Fonni e andate, sceglietene una a caso perché sono tutte belle e rimarrete rapiti da quanto orgoglio e fede e sentimento mette in gioco questa comunità nel dare valore alla sua bellezza e alla sua storia. Voi sarete testimoni con me e ascoltatori privilegiati del canto di Fonni, e vorrei con me gli amici del tenore che stasera lo vanno a rappresentare. Un applauso forte. Venite ragazzi! È un nome anche quello che vi siete dati, che dice tutto, perché su Connottu, Davide vieni qua, dimmi tu con parole tue come lo spiegheresti al visitatore che arriva da lontano. Su Connottu è ciò che c'è da sempre, ciò che ereditiamo, di cui non possiamo fare a meno perché nasciamo ed è già lì. Buonasera a tutti. Su Connottu, aumentano Giuliano, este su Iammo Sonnottu. Poi vi faccio anche la traduzione. Su Iammo Sonnottu, l'ammo Sonnottu da io, dai fos babbos, dai fos nonnos, quindi è una tradizione e estinto sambene. Non so se avete capito, quindi su Connottu è una parola che... grazie. Non è scontato che capiate il fornese. Che non capiate il fornese, ma c'è una musicalità nella forma poetica che voi adesso andate ad incantare, oltre che ad interpretare, che ovviamente ci restituisce poesia, la forza della nostra lingua, la bellezza del nostro canto. Sarà diviso in due parti il vostro passaggio. In questa prima parte che cosa ci regalate? Incominciamo in una buona notte, poi uno ballo torravo e uno ballo sarati. Tenore su Connottu di Fonni, applauso.
Davide. Secondo solo. Aspettate un attimo. Davide, tu lo so che quando vuoi partire parti, non ti ferma nessuno. Io ti faccio partire un applauso, così ti tranquillizza. Anche perché non siamo riusciti a provare con voi perché c'era tanto movimento qua intorno, ma adesso come avrete le voci vi consentiremo di cantare. Dicevo bene prima quando parlavo di Fonni e delle sue feste, delle sue associazioni che tengono alto il valore di questa comunità, il valore che voi avete ereditato da tempi lontani anche attraverso il canto, il ballo di Fonni alle sue forme, la sua bellezza, l'abito tradizionale, anche quello femminile che stasera non vediamo ma che assolutamente vi assicuro merita tutto il beneficio di uno sguardo, di un'attenzione, suscitando ammirazione a sua volta. C'è in corsa un cambio di microfoni, così possiamo dare a loro la voce giusta affinché poi il loro canto possa essere intonato e amplificato. Vi assicuro che stasera farò cantare anche voi, perché sarà una festa non solo da guardare e apprezzare, ma anche da condividere in termini di partecipazione. Dovremmo esserci. Ecco, adesso accendiamo subito, così io finché voi non siete pronti con i microfoni non me ne vado. Ancora no? Vediamo un secondo. Proprio noi vi vogliamo far cantare. Non vi vogliamo far cantare. Adesso un attimo solo. Qualche secondo ancora. Poi che cosa succederà? Ovviamente abbiamo altre maschere della tradizione, quindi questi carnevali di Sardegna che verranno qua ad essere rappresentati, a rappresentare a loro volta le diverse comunità d'appartenenza, ma abbiamo poi anche altri amici che con l'abito tradizionale porteranno ovviamente quello che è l'eredità che hanno avuto in dono dal loro passato. Se fra un po' non gli danno i microfoni per cantare, canto io a tenore e sarà un'esclusiva assoluta. Ecco, sì, l'applauso ci vuole perché avete capito che sono momenti di imbarazzo. Ma per questo mi pagano, non per presentare, per quando ci sono i momenti un po' così di difficoltà, ma assolutamente adesso mettiamo tutto a posto e adesso sento che invece il suono c'è, prova? Vedi che c'è, dobbiamo solo sollevare i volumi e ci siamo quasi, quindi qualche secondo. Ci siamo? Dammi un cenno lì solo. Prova. Ecco, dobbiamo sollevare un pochino. Signori, possiamo ascoltare il canto dopo il vostro applauso. Sandalione danan, onum menados os gregos caunus andaru paria. Candos antigos andaru, o iugi asistiga in sonnurages allassadu. Ois fundados e reduida a prendere a corria. E insistin culanzo imboligado las con su gorria alzo a tu albia. Paris al borta stan promissugai
di ponere su fondo a sagattola dai Roma i settende sa ma pare su contato e mastro Isetta chi devro mi interteni a di scuola uno graschi non venia mai. Ma pare su contato e mastro Isetta chi devro mi interteni a scuola oi Bruno graschi non venia ma pare su contato ma chi devro mi interteni a scuola e chi devro mi interteni Parisa al porta stan promiso gai de di poner su fondo a sagato de di poner su fondo a sagato e de di poner su fondo a sagato ma dai Roma i settende Grazie. dai su primo istante chi obrò a caso e mi resi va tu luego amante servire di costante proponze va tu luego amante servire di costante sempre il pensente ne sto diese notte per e non bindare me idolo mio beatera e non bindare me idolo beatera si povera sono desapposento ancora chi doloroso affetto spuro di anera ancora chi doloroso di anare lampare affetto di anare tanto chi s'affanna proteso io chi da intanto in tanto le lacrime si pianto chi da intanto in tanto formare io so della nena tu sei su tesoro tu sei il bene mio tu sei su tesoro tu sei il bene mio tu sei su tesoro tu sei il bene mio a ti esoladoro a ti è dentro il primire a ti esoladoro a ti è dentro il primire Protte graziosa serena, supporto tanta pena e tanto appena dinna appena s'acadena alle sere calchi appena dinna appena calchi paga alle sere saga non su per beanti ma non ti mostra il non bella di suo sì che era il che obiva mostra di liberare compassiva. Sus arti ballate come pollo canto cadenzato come terapia imparato dai minoretti no su ballo ballo su ballo cantare bicchiere trai loro bicchiere trai io sicuro ma sa melodia via ma sa melodia puro pro render singolare sa o che
bella sao che bellissima villa li dona su, giusto li dona su ritmo, giusto riscontra seguire al giusto. Villa parete una mena, villa sul ballerino, vino sul ballerino, s'attento se balla non pare, riende ma balla non pare, pare ma balla non pare, riende so schisono, sono ma so schisono, iscoltende s'alligrani, son contento che con ballo se penore il mentica ogni pena ma s'anima, pena e s'anima si rasena de passare sopra ancora si desatra, non si desatra, tradizione due sesa, oso due sesa, un mantioso un desiasta, oso un desiasta, un orgoglioso coltiva sa passione. Grazie. C'è stato recentemente un lavoro discografico che avete dedicato a un poeta di Fonni. Come lo avete intitolato? Su CD si intitola Las Asandelas de su pensamento, y este su sonetto de Mario Montone, y a peridi su libro suo, Mario è un poeta de onne, es de tu 30 imbe, che fino a manno, e nammoso a sempre iscritto, e dando su minoreddo, ma temperato saludos, poi andando avanti a tas vidas, quindi non si adatta a me da piacere di dedicare questo traballo discografico. Ecco, se c'è qualcuno che non è di Fonni e della Sardegna in piazza, ecco la signora lì, però praticamente il lavoro discografico che hanno di recente prodotto è dedicato a questo poeta di Fonni, che dava anche quella giusta pacca sulla spalla a questi giovani quando iniziavano ad andare a cantare, ha portato loro fortuna e a loro era doveroso insomma in qualche modo dover restituire con questo omaggio il favore del poeta e soprattutto il grande affetto. Ci vediamo più tardi, un applauso agli amici di Fonni. Che cosa succede adesso? Vedete che sono ancora intorno a me gli amici che ci hanno condotto nella prima parte del viaggio e alla fine vedrete qualcosa di eccezionale perché tutti questi colori li rimetteremo insieme, ma soprattutto ci sarà la forza delle donne che ci regalerà il momento più bello di questa serata. Però io farei così, partirei da te e con una bella ruota lasciamo questo spazio ma con uno stacco musicale che va a sottolinearlo. Vieni qua un secondo, dimmi il tuo nome. Graziella. Un applauso per Graziella e per tutte le altre. E Quartu con questo bellissimo applauso accompagna l'uscita dei protagonisti che hanno animato questa prima parte del nostro viaggio. Vieni, stai con me al mio fianco, così mi faccio lustro della tua bellezza per presentare il prossimo inserto. Tu di dove sei? Di Quartu. Di Quartu. Secondo voi? Perché me la sono tenuta vicino? Perché insieme adesso andiamo a presentare la seconda parte della sfilata, quindi altri centri. Avremo modo di vedere, lo dico a quella signora che non parla il fonnese e magari non capisce nemmeno la nostra lingua perché arriva da altre località, lontane sicuramente da qua. La forza di quest'isola è avere 377 paesi, comuni, ognuno dei quali
ha una variante nell'abito tradizionale, nella lingua che esprime ovviamente la comunicazione, in un gusto, in un piatto che magari è caratteristico di quel luogo e non del paese vicino. Ed è questa la nostra ricchezza, perché noi siamo un'isola tutto sommato molto piccola, ma che contiene tante cose che abbiamo saputo conservare. Ricordami il tuo nome? Rebecca. Allora con Rebecca andiamo a presentare la seconda parte del nostro viaggio in Sardegna. Viaggio che riparte da Settimo San Pietro. Il primo nucleo abitato sorge in epoca romana e il nome gli deriva dalla posizione che occupava lungo il percorso di una delle strade romane che da Cagliari conducevano a Porto Torres, ossia presso la settima colonna miliare. E la chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo è un esempio di architettura gotica di impronta catalana consacrata nel 1442 e il suo campanile, riconducibile al 1627, è il più alto del Campidano. Settimo San Pietro conta diverse associazioni e ognuna delle quali porta avanti un suo progetto, un suo discorso, la forza di un prodotto culturale unico che nell'insieme, però sommando al lavoro e al valore degli altri, va a fare di Settimo San Pietro uno dei centri che ha più cura del proprio passato e della sua eredità. Grazie a Settimo San Pietro. Dolianova è il maggiore dei 5 centri che formano il Parteolla. Nasce ufficialmente il 25 giugno del 1905 dall'unificazione degli antichi villaggi di San Pantaleo e Sicci San Biagio. Sorge a 22 km da Cagliari, che è il capoluogo, e conta circa 9.000 abitanti. Luogo degli ulivi. Potete venire verso di noi così possiamo apprezzare un po' più da vicino il vostro abito. E sarebbe questo il significato di Parteolla, che deriverebbe dal latino pars olea. E l'antico nome del paese indica il legame tra il paese e l'olivicoltura. Si trova infatti in una zona collinare alberata da ulivi, mandorli e circondata da vigneti. C'è un monumento meraviglioso e di grande interesse che è la cattedrale di San Pantaleo e noi ringraziamo tantissimo gli amici di Dolianova. Iglesias è una città dal carattere sacro e nobiliare. È stata libero comune e città reggia con zecca, capoluogo di provincia e poi di circondario. Fino a tempi recenti si faceva menzione di villa di chiesa. Voi potete venire avanti mentre io parlo, così abbiamo modo di stare un po' più da vicino sull'attenzione e su quello che è il piacere di osservare anche i dettagli dell'abito che indossate. Papa Onorio III, nel Liber Censum del 1218, cita il grande monastero di San Saturno e le sue pertinenze. Iglesias è anche un centro importantissimo per quel che riguarda l'arte orafa e argentiera della Sardegna e ancora oggi botteghe artigiane e la cooperativa di Sant'Eligio tramandano l'antico sapere. Il gruppo che fa capo alla Proloco di Iglesias lavora e si adopera per organizzare 1000 manifestazioni e negli ultimi anni Iglesias da questo punto di vista è diventato proprio il capoluogo culturale di tutto il Sulcis iglesiente. Complimenti ad Iglesias. Centro del Medio Campidano, posto sul costone del Monte Margherita. Parliamo di Guspini, con le sue chiese dedicate a San Nicolò e a Santa Maria di Malta. Artigianato
è importantissimo per Guspini, come la lavorazione dei coltelli, che è tra le più antiche ed apprezzate. Guspini ospita ogni 2 anni una tra le più importanti manifestazioni del settore che fa capo alla lavorazione dei coltelli, e tra i prodotti tipici locali si segnalano gli ottimi formaggi pecorini e il torrone, frutto di antiche e genuine ricette. Noi ringraziamo questa sera gli amici di Guspini per aver portato la loro presenza e la loro testimonianza. Portoscuso si trova nella costa sud-occidentale della Sardegna. La sua nascita potrebbe risalire al 1593. Nacque come luogo in cui i pescatori di tonno e di corallo, ora introvabile, decisero di fondare l'abitato. E dopo la costruzione della tonnara iniziarono a sorgere le prime baracche di pescatori, i tonnarotti, che probabilmente vennero abitate durante la stagione della pesca, quando la pesca del tonno iniziò a fruttare e le abitazioni divennero dimore fisse. C'è una torre che è un po' il simbolo di Portoscuso, il simbolo della sua nascita, ed è rappresentato appunto da questa torre che si innalza da secoli su uno sperone roccioso e domina tutto il golfo circostante. E noi ringraziamo davvero questa sera gli amici e le amiche di Portoscuso. Di De Festa è il titolo della manifestazione, che ci chiama dentro un racconto che pian piano andiamo a delineare anche con un'altra presenza che arriva da Serrenti, centro del Medio Campidano, ai confini tra la Tregenta, la Marmilla e il Campidano. E l'obiettivo anche di questa associazione è quella di rivalutare e salvaguardare il patrimonio tradizionale, culturale e folcloristico del paese. E i costumi tradizionali di Serrenti sono frutto di un'attenta e fedele ricostruzione sulla base di alcuni antichi esemplari originali ricercati presso le famiglie del paese. Ovviamente qui ne vediamo solo una rappresentanza e tra l'altro sono giovanissime le donne che ci portano dentro un racconto assai più antico, che è quello di Serrenti. Ampia e nutrita la delegazione che arriva da un centro dell'Ogliastra, stasera presente con diversi luoghi abitati di questo immenso territorio che va dal mare fino alle montagne più alte dell'isola. Parliamo di Il Bono e le ultime propagini del Gennargentu ospitano proprio questa località immersa nel verde fra olivi e vigneti, interessante per la sua storia e la sua architettura. Si trova ovviamente in Ogliastra, dista circa 80 km da Nuoro ed è un territorio che si estende per 31 km quadrati. Qua c'è qualcosa che non va nell'annotazione. È bello il suo centro storico che sorge intorno all'antichissima piazza di Fontana de Idda, verso la quale convergono tutte le strade, le sue feste, le sue chiese, le sue usanze, le sue tradizioni e anche la festa della Madonna delle Grazie, il Bono. E chiudiamo questo secondo capitolo del nostro libro di racconti, di suoni, di colori, con un paese che è situato nella piana del Campidano tra le province di Cagliari e Oristano, che produce pomodoro, uva buona per fare il vino,
conta circa 3.000 abitanti, San Nicolò d'Arcidano. A 8 chilometri c'è il massiccio del Monte Arci di origine vulcanica, ricco di bosco, sentieri e scorci di rara bellezza. E poi non lontano da lì, a soli 25 chilometri, si trovano anche le coste della marina di Arbus. Il gruppo folcloristico arcidanese è stato fondato nel 1981 al fine di recepire e tramandare le tradizioni locali, ma anche quelle del territorio. E il 7 di agosto siete tutti invitati a San Nicolò d'Arcidano, perché loro hanno un'attenzione particolare anche per quegli emigrati che hanno lasciato il paese e in generale l'isola, dedicando una festa bellissima che chiama a raccolta le più belle espressioni del folklore identitario regionale ma anche internazionale. Un applauso per San Nicolò Arcidano. Eccoli qui tutti insieme. Vi vedo lontani, se venite leggermente più verso di me, sempre rispettando questo semicerchio, vi sento più vicini, ma soprattutto loro possono cogliere meglio i dettagli. Possiamo sospendere la musica come sempre, anche perché quella ci serve solo per accompagnare gli ingressi, ma soprattutto mi impedirebbe questa musica di sentire il vostro applauso per loro. Eccolo qua, la musica più bella. Allora, mi fate compagnia un secondo, poi ci cantiamo una canzone insieme perché voglio vederli battere le mani, questi signori qua. Però mi piacerebbe anche portare qua vicino a me uno dei primi ospiti di questa serata che abitano questo luogo. Siccome stasera siamo anche al cospetto di questo edificio che chissà quante storie potrebbe raccontare di questa comunità, vorrei che portasse il suo saluto Don Alfredo, con l'applauso di tutti. Ben trovato, grazie di essere qua, grazie di essere qua. Buonasera a tutti, grazie dell'accoglienza. Intanto un saluto cordialissimo agli amici di Quarto, ma qui devo salutare la Sardegna, perché quando vedo questi costumi cantevoli bellissimi mi piace davvero pensare a tutta la realtà che c'è nella Sardegna, a partire da Cagliari per finire a Sassari, a Olbia, tutta quanta la Sardegna, le bellezze meravigliose che noi abbiamo. E sono quelle bellezze che non dobbiamo perdere, per cui anche queste tradizioni servono per aiutarci a stare insieme. Pensate un po' a questa splendida serata, se non ci fossero stati i costumi e tutto il resto che verrà fra poco, forse non ci sarebbe stata. Quindi un grazie cordialissimo, il mio saluto davvero più affettuoso a tutti coloro che ascoltano, ma davvero a tutte le persone che sono qui, che hanno fatto anche molti chilometri per essere in mezzo a noi. Poi la storia di Sant'Elena, la cosa bella è che quest'anno noi abbiamo avuto le reliquie di Sant'Elena qui, da non Venezia. è un caso che questo lo sottolineerei, perché è il piacere, Ecco. l'orgoglio di una comunità, il sentimento di fede che ha questo rinforzo con l'evento che avete ospitato. Una realtà bellissima, abbiamo avuto un'infinità di persone, presumibilmente su 25.000 persone sono venute a onorare Sant'Elena, quindi siamo al cospetto di una grande imperatrice. Grazie, un saluto a tutti quanti voi. La ringrazio tantissimo, davvero di cuore. Don Alfredo, allora facciamo così, se mi date 2 mani ciascuno, così fra poco vedo la meraviglia, ve lo dico già, le maschere di San Mugheo è uno degli spettacoli più belli a cui possiamo assistere, sono pronti, però per avere voi accanto, prima abbiamo ascoltato il canto di Fonni, adesso vorrei sentir cantare voi attraverso le mani, l'entusiasmo. Vi prego, siete in televisione, non fatemi fare brutta figura. Voglio cantare Serenada, che è Saluna in costumese e stincolore rosa, e dedicarla a tutte le donne con questo bell'applauso. Vai! Luci sul pubblico. Datemi luci laggiù, li voglio vedere.
questo mese est in colore rosa, tanto bello all'ammirare, sopra di una collina, sulle mani. Oh bella signorina, pensati di mandare, San Manu pro in sposa, si due contenta sese. In alto! Questo mese sopra di una collina, tanto bello all'ammirare, est in colore rosa. Sigo e contenta sese, oh bella signorina, penso a ti di mandare San Manu pro in sposa. Est in colore rosa, tanto bello all'ammirare, sopra di una collina. Oh bella signorina, pensati di mandare San Manu pro in sposa, si due contenta sese. Inquadriamo loro, sono meravigliosi! Sopra di una collina, tanto bello all'ammirare, est in colore rosa. Si due contenta sese, oh bella signorina, pensati di mandare San Manu pro in sposa. Grazie! E avete visto che abbiamo trovato un modo per accompagnare l'uscita di queste formazioni che ritroveremo tutte tra poco sul palco, e allora facciamo un bellissimo applauso, davvero grande, grande, grande. Allora, vi ho già anticipato il prossimo inserto. San Mugheo è un altro di quei centri. Vedete, io faccio il lavoro più bello del mondo perché ho la possibilità non solo di raccontare, ma prima ancora di vedere, di sentire il calore, di ascoltare proprio il sentimento di cui queste comunità si nutrono. E San Mugheo, a proposito, la canzone che abbiamo appena ascoltato, Bella Signorina, è stata la sigla di Sardegna Canta, la prima edizione che ebbi modo di condurre tanti anni fa. E perché state mettendo microfoni? Sono le maschere? No, adesso non ci servono, Un applauso forte. Non odiatemi, però io ve l'ho detto, dimmelo davanti a tutti, Giuliano, ti vogliamo bene. Grazie.
perché loro hanno bisogno, fanno loro, producono loro il suono della tradizione. Dicevo, la sigla di O Bella Signorina, noi la realizziamo proprio a Samugheo, quelle immagini, e io lì mi innamorai di questa comunità, proprio per l'accoglienza, la voglia di fare festa che c'è sempre, ma anche il rispetto per le tradizioni che loro hanno, quando indossano l'abito, quando ballano, e anche quando arriva quel carnevale che loro rappresentano attraverso ciò che state per vedere, con forza e potenza in termini di bellezza. Stiamo parlando di Samugheo, stiamo parlando dei Mamuzzones. Un applauso fortissimo.
Associazione Culturale Mamuzzones Antigos di Samugheo, le maschere che compaiono in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, richiamate intorno al fuoco e poi sfilano per le strade del paese. Venite anche voi qua verso i nostri amici che ci guardano, ma soprattutto per ascoltare un po' più da vicino l'applauso di Quartu Sant'Elena e di chi è arrivato qua questa sera per apprezzare questo aspetto identitario che vi caratterizza e vi contraddistingue. Avete ascoltato questi suoni cadenzati, forti, prodotti dai sonagli, che hanno un significato apotropaico. Vogliono con questo suono tenere lontana dalla cerimonia quelli che erano considerati un po' gli spiriti del male. Quando spieghiamo le maschere, come tante altre cose, ci addentriamo sempre in territori dove gli studiosi hanno cercato di approfondire ovviamente i loro temi, e si parla anche di ipotesi. Una certezza sono le figure che rappresentano la maschera di Samugheo. Avete visto quella del Mamuzzone, una maschera muta col volto annerito dal sughero bruciato, l'abito di fustagno nero, indossa questa casacca di pelli di capra senza maniche e poi c'è questa cintura che lo avvolge da cui pendono diverse file di sonagli. E poi l'altra figura, ovviamente il copricapo che avete visto, loro l'hanno posto al centro di questa sorta di danza. Voi, se io sbaglio, correggetemi, anzi vorrei che uno di voi poi portasse il suo saluto. Ed è un recipiente di sughero munito di corna caprine e rivestito all'esterno con pelli di capra. E ovviamente lo avete visto questo elemento fungere da simbolo all'interno della rappresentazione durante il loro percorso. E poi i mamuzzones, che sono l'altro volto, che rappresentano i seguaci del dio, portano copricapi con le corna, mentre Sturzo ha il capo interamente coperto dalla testa di un caprone. Imitano il dio, lo adorano, si dimenano scomposti, danzano e cercano di raggiungere l'estasi per farsi possedere dal Dio. Questa è un po' la descrizione che ci porta dentro il racconto, e io vorrei che fosse uno di loro a portare il saluto e vorrei che fossi tu. Ecco, ti diamo già un microfono tutto tuo. Grazie, buonasera a tutti. Grazie di averci reso protagonisti di questa bellissima manifestazione. Ringraziamo il comune di Quartu Sant'Elena, gli amministratori e la Prolocco, grazie mille. Noi siamo il gruppo Mamuzzones Antigos di Samugheo, siamo nati nel 1979 nella regione storica del Mandriolisai. Questo che abbiamo fatto oggi qua a Quartu lo facciamo in tutte le piazze e a Samugheo per il nostro glorioso carnevale. Vorrei, prendere la palla al balzo e invitare tutti quanti per la nostra manifestazione che avremo il 27 luglio, sabato, a Samugheo, e continuare a divertirvi. Grazie, grazie mille a tutti, grazie. Volevo mettere in evidenza quello che hai appena detto, perché noi raccontiamo i carnevali dell'isola andando verso le altre comunità. Anche voi fate il giro del mondo, avete tanti spazi, è difficilissimo trovare i gruppi ovviamente di maschere, quelle che rispettano la tradizione, che seguono determinati canoni, però è molto bello, è davvero, è un'altra prospettiva quando si va nei luoghi in cui loro nascono e vivono, a godere delle rappresentazioni e a nutrirsi proprio di quei sentimenti di cui abbiamo parlato durante la presentazione, in questo caso dell'Associazione Culturale Mamuzzones Antigos di Samugheo. Grazie di cuore. Grazie, Giuliano. Ti rubo il microfono e aspettiamo questa data, il 27 luglio, giusto? Per raggiungere Samugheo e far parte della festa. Che cosa succederà? A me piace un po' anche anticipare, no, quello che sta per accadere. Appena questi suoni pian piano si allontaneranno, noi ripartiamo con la terza parte del nostro racconto, che è quella conclusiva per quel che riguarda le singole sfilate delle diverse coppie e rappresentanze che arrivano dai diversi centri. Dopodiché avremo un momento molto bello, ve l'ho detto, dedicato alle donne, ma prima ancora
un'altra pagina dei nostri carnevali di Sardegna, perché quest'anno davvero la Pro Loco di Quarto Sant'Elena, in sinergia col Comune e con la Regione Autonoma della Sardegna, hanno voluto fare le cose in grande, crescendo nel tempo, come si erano detti fin dalla prima ora. Stefano, io non ti lascio alla fine, ti porto adesso qua vicino a me. Lo vorrei il presidente della Pro Loco, poi torni dopo alla fine con tutti quanti per salutare insieme. Ma Stefano Lai è colui che è a capo della Pro Loco di Quarto Sant'Elena. Un bel applauso. Ambizioso, tenace, dolcissimo, perché è un ragazzo veramente dal cuore buono, però tutti questi ingredienti fanno sì che tu ti possa sentire amato in queste circostanze, perché tutti sono venuti grazie al rispetto che hanno di te e di voi. Grazie a tutti per essere qui. Allora, arriva sempre questo momento del discorso che per ovvie ragioni oggi non ho avuto tempo di preparare, quindi andiamo così a braccio, il bello della diretta. Certo. Nulla, io ringrazio per tanta fatica, per il lavoro che abbiamo fatto per creare questa giornata di festa che oltre di Devesta stamattina abbiamo avviato il tutto con la Sagra del Maialetto. Quindi ringrazio il braccio operativo che tutti i soci collaboratori della Pro Loco. Ringraziamo l'amministrazione comunale che ci supporta in ogni nostra magari pazzia, quindi ringrazio tutti voi perché siete veramente numerosi, quindi grazie. Quindi poi ringrazio te, ma Giuliano, tu lo sai che stiamo già programmando l'edizione 2025, certo, noi ci portiamo avanti. E quindi nulla, davvero grazie a tutti voi per questa bellissima serata. Grazie. Volevo intanto un saluto, poi più tardi torniamo insieme, fra poco avrò una signora vicino a me, piano piano andiamo a sviluppare. Allora facciamo così, parte la musica e parte anche il terzo inserto di questa sfilata di abiti tradizionali dell'isola. E il nostro viaggio riprende da un altro centro importante. Siamo ancora una volta nell'Iglesiente, esattamente a Gonnesa, un centro adagiato ai piedi del Monte Lisau, che si protende verso il mare con una spiaggia incontaminata, orlata da dune e da una tipica vegetazione. Un centro fondato nel 1774 da un visconte. E noi adesso possiamo ammirare e apprezzare l'abito tradizionale di Gonnesa in alcune delle sue parti, delle sue fogge, di quei ricami, di quei dettagli che lo vanno a documentare. Abiti che vengono indossati a seconda della circostanza con varianti differenti. E io vorrei che voi ammiraste davvero questo lavoro, che qui è solo riassunto in 5 temi, ma che in realtà è il prodotto di un lavoro molto più ampio che questa associazione da anni porta avanti con cura e dedizione. Ci sono veramente storie dentro ogni comunità, ma certamente l'associazione Sant'Andrea, che prende il nome anche dalla chiesa che troviamo all'interno del paese e porta avanti da tempo, è quasi commovente, perché davvero hanno una puntualità nel rimettere insieme le parti della tradizione del loro bagaglio culturale, che in questo caso si vede e che vi invito ad apprezzare anche quando loro hanno occasione di ballare e di portare il sentimento di Gonnesa ovunque. Grazie davvero. Un lavoro ovviamente che accomuna le diverse associazioni che nascono per condividere la passione dei balli, per dare un volto al proprio paese, così come fa Sinnai, dove antico e nuovo si intrecciano, così come i cestini che sono il fiore all'occhiello dell'artigianato locale. Tanto da giustificare una fiera che da anni si tiene, laddove si valorizza l'arte che il tempo non ha cancellato. E il più antico documento che riporta il nome di Sinnai risale al 1088, scritto in caratteri greci, e rivela
che già un millennio fa Sinaai si scriveva e si pronunciava esattamente come adesso. E noi ringraziamo l'associazione che stasera rappresenta la comunità di Sinaai per averci onorato della sua visita. Grazie a Sinaai. Nuoro nel Novecento diventa un centro culturale di grande rilievo, emergono scrittori, poeti, pittori che entrano di diritto nelle pagine più prestigiose della storia dell'arte, della letteratura, da Grazia Deledda a Francesco Ciusa, da Salvatore a Sebastiano Satta. E sono anche gli anni in cui Salvatore Sini, autore di No poto reposare, opera su più fronti e si impegna per la fondazione di una lega fra le donne operaie. Nuoro viene visitata nel tempo dai grandi viaggiatori, anche il Lorenz soggiorna e rimane incantato da Nuoro, pur rimanendoci una sola notte, una fugacissima tappa, ma di quell'incontro restano le sue testimonianze in mare e Sardegna. Nuoro è la città del Redentore, tra poco apre le sue porte anche all'Europeade del Folklore, quindi sarà un anno particolarmente importante per questa città che vive di tradizioni e di cultura. Grazie a Nuoro. C'è un giovanissimo con un organetto che apre il passaggio di musei, piccolo centro del Sulcis Iglesiente, situato in una collina dove si affaccia al confine del fiume Cigerri. È un centro che risale al periodo nuragico, come confermato da pietre che lo testimoniano. E nel 1785 Musei fu dato in feudo ai marchesi di Villacidro, da dove si suppone che derivi il dialetto locale, il quale è nettamente diverso rispetto a quello dei paesi limitrofi. Un piccolo paese con agricoltura, allevamento, pastorizia, che ne sottolineano l'attività economica, ma è immutata, rimane l'ospitalità che lì si offre veramente sempre con una mano tesa. Grazie a Musei. Torniamo in un centro un po' più vicino a noi, Monastir. Il nome deriverebbe da Muristenes, antichi alloggi per fedeli e viandanti, oppure dalla parola catalana monastero. Non a caso, vicino alla parrocchiale di San Pietro Apostolo, festeggiata proprio in questi giorni, sorgeva un edificio noto come Domu Deis Paras, la casa dei frati. E anche sulle origini dei nomi dei paesi ci sono sempre più ipotesi, ma di sicuro Monastir si adagia nella fertile pianura del Campidano in mezzo a due collinette di origine vulcanica. L'attuale abitato invece sorge nel Medioevo attorno ad una comunità di monaci camaldolesi e dista circa 20 km da Sassari. Stasera i nostri amici indossano l'abito tradizionale di Monastir, col quale partecipano a rassegne, processioni e col quale animano ovviamente gli eventi della comunità a cui appartengono. Grazie a Monastir. Piano piano andiamo a completare il nostro album quasi di fotografie in movimento, perché ci rimarranno impresse tante di queste immagini in questo turbinio di colori, in questo vivaio di bellezza. E il paese della terra che scorre è Gairo, e Gairo adesso avanza e il nome di Gairo pare derivi proprio dalle parole greche Ga e Roa, ovvero terra che scorre. Forse è il più famoso paese fantasma della Sardegna, anche perché sapete che ci sono delle vicissitudini che riguardano questo abitato che soggetto ovviamente ad un evento che ne cambiò ovviamente il destino e la storia, viene ricostruito più a nord.
infatti è una storia tormentata, quella che inizia alla fine del Settecento. Il paese oggi vive di tradizioni, di bellezza, anche lì c'è un carnevale che negli ultimi anni viene sempre più valorizzato. E ovviamente noi stasera abbiamo con gli amici di Gairo anche la possibilità di vedere da vicino le particolarità che contraddistinguono il loro abbigliamento tradizionale. Grazie a Gairo e a tutta l'Ogliastra. Penultimo richiamo, o meglio dire chiamata che ci porta verso la conclusione del nostro incontro, con Assemini, assolutamente identificabile subito l'abito di Assemini, questo centro di antica tradizione della ceramica che sorge nella pianura del rio Cigerri, del Flumini Mannu e del rio Sa Nugeda, a nord dello stagno di Santa Gilla. Una strada che costeggia il Flumini Mannu, riportata alla luce da una campagna di scavi e ancora visibile, farebbe ipotizzare che l'antico centro abbia intrattenuto rapporti con il porto punico di Nora. Parlavamo dell'antica tradizione della ceramica, ma c'è un altro particolare sul quale vorrei portare la vostra attenzione, della chiesa di San Pietro. Nella piazza antistante ci si stringeva in lunghi balli, ovviamente di matrice locale, che diventava poi un ritrovo per tutti, tant'è che ad Assemini la chiamano Saprazza e Isballus. E noi ringraziamo stasera l'associazione asseminese per aver portato il volto antico della sua comunità. E chiudiamo questo blocco con Uras. Il Campidano di Uras è dispensatore di cereali, di frutta, di un gagliardo vino rosso e di bestiame. Il paese sta sotto il Monte Arci, un vulcano spento che fornì l'ossidiana alle popolazioni preistoriche. Questo è un racconto che risale al 1963, ma che ci dà una traccia che può portarci lungo la storia di Uras, un centro della provincia di Oristano che sorge a circa 70 km da Cagliari, poco meno. Nel territorio sono presenti numerosi insediamenti nuragici e il più imponente è il complesso de Sadomu Beccia, un nuraghe pentalobato a 800 metri circa dall'abitato. E noi ringraziamo questa coppia che ci porta i colori e il sentimento di Uras. Ancora sullo sguardo di questo semicerchio che andiamo a comporre, quindi ci possiamo stringere un po' e venire un po' più avanti, amici, così prepariamo al centro, portiamo al centro, anzi potete venire un pochino più avanti, se no l'applauso non lo sentite, ve lo dico io che non lo sentite. Ecco, venite. Perché qua io vorrei Costantino Lai, col suo organetto. In apertura abbiamo ascoltato le launeddas di Michele che sono arrivate verso di noi per farsi ascoltare, ma le launeddas hanno accompagnato e continuano a farlo tante danze della nostra tradizione, non da meno l'organetto che a un certo punto arriva anche in terra sarda, forse per la vivacità del suono, il ritmo, intanto anche perché è stato strutturato più a favore delle nostre danze. Non dico che ha soppiantato le launeddas e il canto che accompagnava i balli, ma da un certo momento in poi ha affiancato ovviamente questo contesto di suoni, primeggiando un po' di più rispetto alle altre forme di accompagnamento per il ballo. Adesso io non so se voi vorrete anche sul suo suono muovere dei passi, potete farlo laddove volete, ma sicuramente mi fa piacere servire il suono di Costantino
Lai, alla vostra attenzione. Costantino Lai da Sorgono, quindi stasera abbiamo tantissimi centri rappresentati. Ovviamente più tardi tu sai che insieme a Michele tornerete perché faremo
su Ballutundu più grande della Sardegna, sicuramente di Quarto Sant'Elena stasera, perché riuniremo proprio tutti in questa piazza che si presta al grandissimo finale, che sarà preceduto però dalla sfilata delle donne. Vi sto dando troppe anticipazioni. Ancora un saluto a Costantino, grazie. State con me un secondo ancora, poi introduciamo le maschere di Scalaplano, ma io vorrei vicino a me l'assessore alle attività produttive del comune di Quartu Sant'Elena, la signora Rossana Perra, con un bel applauso forte forte. Le vengo incontro e sono contento di poterla accompagnare qui al centro del palco. Ci mettiamo qua così siamo anche in favore di luce. Potete anche venire un po' più vicini a noi, così sentiamo di più l'affetto, ma soprattutto stiamo dentro questa inquadratura. Ho visto che seguiva attentamente tutto quello che accadeva da lì. Sì, certo. Vedo adesso che c'è tantissima gente, da lì non me ne ero resa conto. C'è davvero tanta gente. Grazie. Mi fa piacere che la sua voce tradisca un po' di emozione, sì, perché so che tenevate davvero tanto a questa iniziativa. Assolutamente sì. Anche perché lei ha il piacere, l'onore di rappresentare una comunità, come lo abbiamo detto all'inizio, che attraverso le sue associazioni produce tanto in termini di tradizione, di valorizzazione degli aspetti culturali di Quartu Sant'Elena. Per cui aver affiancato in questo caso la Proloco in un progetto che nasce pieno di ambizioni e che vuol crescere nel tempo, significa sicuramente sentirsi parte anche di questo evento. Assolutamente sì, in particolare c'è un legame profondo con la Proloco che peraltro conta fra i suoi componenti anche due esponenti del Consiglio Comunale, che sono la signora Chetigiua, che stava a fianco a me, e Cristian Stevelli, che comunque danno il loro apporto facendo sentire anche la vicinanza dell'amministrazione al gruppo. Poi ci sono altri gruppi altrettanto importanti e quindi le tradizioni sono ben curate. Glielo posso assicurare anche per quel che riguarda la mia esperienza, perché ovunque mi capita di presentare espressioni di Quartu Sant'Elena e tutte fanno sempre fare una bellissima figura al centro che lei ha il piacere di amministrare. Grazie. Io tenevo questa sera a ringraziare tutti i partecipanti, tutti coloro che sono arrivati qui. Qualcuno c'è da questa mattina, chi si è adoperato, anche il service, che insomma non è facile come coordinamento, come attività. Non l'ho fatto mai, lo faccio oggi. Il corpo della Polizia Municipale che ha assicurato la città, l'ha detto prima, si uniscono le tradizioni comunque all'interno di una città che ha dei problemi legati al traffico, legati alla circolazione veicolare, e il loro apporto oggi è stato sicuramente importante. Ha fatto bene a metterlo in evidenza e ad evidenziarlo appunto. Volevo dirle una cosa, lei sa ballare? No. Però deve imparare, perché la portiamo dentro il ballo finale, quindi non è che deve imparare nel futuro, ma stasera, va bene? Ovviamente con tutti coloro che vorranno farne parte. Davvero grazie all'assessore Rossana Perra, davvero di cuore. Le rubo il microfono e allora facciamo una cosa, riaccendiamo la musica e riaccompagniamo l'uscita partendo da te, sempre in fila indiana, in questo caso con questa parte terza che ritroveremo poi insieme a tutti gli altri nel gran finale che stiamo per preparare. Applauso e grazie.
questi erano altri protagonisti di questa serata. Vi avevo annunciato una terza formazione che porta il carnevale della propria comunità qui alla vostra attenzione. Fino al 1956 le maschere che adesso andremo a salutare facevano la loro comparsa in occasione del carnevale di Escalaplano. Poi, come è successo per tante associazioni, eventi legati, storici, legati anche alla comunità, spesso hanno sospeso il racconto, ma poi l'attività di ricerca delle associazioni che hanno voluto riprendere in mano quel filo interrotto ha rimesso insieme le parti, in questo caso del carnevale di Escalaplano. E allora facciamo così, con un bel applauso accogliamo le maschere di Escalaplano. Bois fui Ianna Morti, testimonianze orali e indagini antropologiche hanno rimesso insieme i riti e le modalità del carnevale. Su Boi e su Amadori sono le figure che lo rappresentano. I riti propiziatori sono riconducibili al carnevale e legati anche al sacro mondo delle anime e si ripropongono integri nei contenuti e nelle forme. Le maschere di Escalaplano stanno rappresentando il rito. Al risuonare del corno, su Boi anima una corsa sfrenata per le vie del paese, incute timore e si lancia sulle persone, cerca di incornarle, si butta per terra, emette versi e muggiti. Suo Amadori interviene, cerca di trattenerlo con la fune, lo pungola con un bastone appuntito su Strumbulu e lo colpisce con il frustino su Fuettu. Alla fine il bue viene costretto a rotolarsi per terra, dopodiché, togliendosi il copricapo, riacquista simbolicamente le sembianze umane. Ianna Morti completa la rappresentazione, terrorizza i poveri malcapitati che casualmente trova sul proprio cammino e recita la sua tipica filastrocca. Esce la sera del 31 luglio, vigilia di una delle feste della luna, per scacciare la fatica, la morte e augurare buoni raccolti e buoni frutti a campi e vigne che l'indomani verranno propiziate a Samuda e con Brebus.
Ancora una volta la contrapposizione, la lotta che contraddistingue tante maschere della tradizione sarda, in quel gioco di una rappresentazione ovviamente che va a significare i carnevali dell'isola. E ringraziamo con un bel applauso Bois Pui, Janna Morti, le maschere etniche del carnevale di Escalaplano. Se venite qua verso di me, creiamo un gruppo attorno a me che possa andare in qualche modo a significare una sorta di cartolina di saluto per coloro che stasera hanno apprezzato, altri magari hanno scoperto per la prima volta quella che è la vostra rappresentazione identitaria. Un applauso forte intanto per Escalaplano, un centro bellissimo anche in termini di ospitalità. Porti tu il saluto dell'associazione. Va bene. Scusate un attimo l'affanno. Tante grazie, grazie a voi per il caloroso. Un grazie particolare comunque va primis a voi per la calorosa accoglienza. Voglio ringraziare la Proloco di Quartu, in particolare Stefano Online. È la seconda volta che noi veniamo, eravamo presenti anche per il carnevale a Quartu, quindi apprezziamo ancora di più questo invito. Un ringraziamento anche all'amministrazione comunale, grazie a te per la bellissima presentazione. Io ti prometto che la prossima volta ti faccio parlare prima, perché se tu mi muori qua sul palco io passo alla cronaca dei giornali. Ovviamente scherzo, però aspetta un attimo, potete venire voi due avanti, venite qua, passate oltre quella barricata lì, venite. Ma secondo voi questi non fanno spettacolo a sé? Cioè questa è la meraviglia di tutta la nostra serata. Tu come ti chiami? Gianira. Gianira, e tu? Mael. Siete i più piccoli. E tu che cosa sei? Vitellino. E tu? Domatore. Il domatore, ecco, perché c'è questo gioco, no? Tra domatore, giusto. Va bene, volete dire qualcos'altro o vi congedo? Non lo so. Vuoi salutare Quartu? Ciao a tutti, di ciao. Ciao a tutti. Grazie agli amici Grazie a di Escalaplano, Boi Fui, Janna Morti. Spero di averlo pronunciato bene, non è facile, non è facile. Cosa sta a significare? Su Boi, vabbè, quello che rappresentiamo noi, è evidente, e su Vuanna Motti. È scritto Fui Janna Morti, ma si legge su Fui Vuanna, Anna che è una maschera che non esce a carnevale, quello che noi conosciamo, diciamo, convenzionale, ma esce la notte del 31 luglio. Sarebbe mesi di Ajrolas, no? E rappresenta, diciamo, uno spirito tutelare. Possiamo medesimarlo nei deimani, no? Quello dei romani, che appunto serviva proprio per custodire quelle che erano le derrate alimentari. E il giorno dopo, infatti, si andava per le vigne a propiziarle, ad Asabrevai, si diceva ad Asabrevai, a Samuda, cioè che significa che chi faceva questa preghiera, chiunque incontrasse non doveva rivolgere neanche un saluto. E per questo si diceva. Ricordami come si pronuncia bene? Su Vuanna Motti. Perfetto. Applauso a Escalaplano. Grazie davvero. Ti rubo il microfono e vi saluto ringraziandovi davvero. Ancora uno sguardo sugli amici di Escalaplano e anche i bambini ovviamente contribuiscono a portare ancora una nota di gioia al nostro racconto. Allora, facciamo così, stiamo arrivando pian piano alle battute finali del nostro incontro. Alle mie spalle adesso preparano, perché abbiamo lasciato a metà il racconto del canto di Fonni con gli amici del tenore su Connotu, quindi adesso completano
perché sapete che poi il canto è uno inteso come ciò che raccoglie il sentimento poetico di lingua, di una comunità, ma al suo interno ci sono i diversi moduli. Loro prima ne hanno rappresentato 3 e adesso ci faranno ascoltare il resto del repertorio di canti che appartengono a Fonni. Dopodiché che cosa accade? Noi abbiamo pensato che fosse giusto qui a Quartu rendere omaggio a un grandissimo artista che in realtà è nato a Porto Torres, ma che ha scelto poi la vostra città per partire lungo i suoi viaggi musicali con questa voce che è rimasta lì sospesa nel tempo come qualcosa di bello che non può smettere mai di illuminare. Per cui faremo un bellissimo omaggio ad Andrea Parodi e credo che voi lo condividiate. Vedo che i microfoni sono già pronti. Verso il nostro finale richiameremo tutti quanti al centro. Vieni qua, vieni. Se vuoi anche tu apparire. Seduta qua. Come ti chiami? Becca. Becca. Rebecca? Tutti Rebecca vi chiamate stasera. 2 ne conosco tutte e qua, le ho trovate. Dicevo, e poi faremo il gran finale con questo ballo meraviglioso che coinvolgerà tutti i gruppi. Volevo fare una precisazione. Prima nel presentare Arzana ho associato le persone presenti stasera a un'associazione che in realtà stasera non c'è. Me ne scuso e rettifico perché è giusto che così sia. Allora andiamo, Rebecca, a ascoltare gli amici di Fonni che vedo che sono già alle mie spalle. Su con Nottu, il canto a tenore di Fonni. Murras ballos tenores en San Inni agosto y de lugentes que isprigo. Fagidelo su teu che non obligo sin horas triste al privar de sarda o poesia quando vorrei unire se un amico. Sas cosas al più sanal de esas horas serenas e galanas. Son costas esas horas serenas magas un costas las cosas de esas horas a su concorduda de Fonnera sempre tento affezione, Fonnera sempre tento affezione, oh Fonnera sempre
va sempre dentro le feste, rendente onore a sol mastro, ma saluta. Rendenle onore a sol mastro el valente, saludamos amigos hoy presentes. De oven sa giudie chi sogna uno viso de su coro ya distimo che fizzo però mi dà il fastidio che non se il frutto è soggetto che do mezzo no è semato mezzo no è semato e proide non mezzo no è semato mezzo no è semato e proide non a se struppo minore non lischi su dolore chi prova questo coro a se struppo minore non lischi su dolore chi prova questo coro chi ni su bel fatale canto mi fa che male canto mi dona su chi ni su bel fatale canto mi fa che male canto mi dona su si ride in tempi brama si ride in tempi brama al giamami sotto naschi tu sei signor tu su latte chi ha su tu ho visto il potentino si fa che il mamma impara sti tempi de namara si stilla scrittura li zumme ore ore li zumme ore ore lo sento male li zumme ore ore li zumme ore ore lo sento male si non fiamma schiedo da così ingrattuito liberamente ma tu e mi cadena si ispira se appena se eternamente cagliati non pianga su coro non mi pianga se il venturale va cagliati non pianga su coro non mi pianga se il venturale va casu pianto voi e m'ammenta dai no lussa di ste coppia si benzerà su di e dei del morta mia e pallide sorride a babbo domare a mamma mia a babbo s'amore si benzerà su di e dei del morta mia e pallide sorride si benzerà su di dei del morto a mie pallide sorridente appesi in porta. Sol monte il desunie, l'uomo dall'orizzonte che sti in colore oro. Sol monte il desunie, sol dolore il decoro, si mi dene in su fronte, quando non vido a te. Fantino se di lesos, currene a cadunudo, che na sedda e ne briglia. Fantino se di leso, reside un saluto in ogni famiglia da parte sol fonneso.
lotte, debbo poter cantare sempre in allegria. Sopra mi cantare, quarto amata mia, ti do su buonanotte. Grazie, a me da Sannos. Sì, Davide, aspettami che arrivo, perché volevo, mentre liberiamo il micro, venite qua, venite verso di me, venite qua, perché sono andato giù, ho bisogno di ascoltarvi come vi hanno ascoltato loro e devo dire che l'effetto era veramente bello, perché le vostre voci sono state avvolgenti. Allora io presento Davide Mureddu e gli facciamo un bel applauso, e Davide mi aiuta a presentare i suoi compagni di viaggio. Ciao, Ontra, Andrea Casula. Su basso Gianni Curreli. E Sammy Suvo e Maurizio Montone. Signora, dov'è? Ha capito? Adesso sono i nomi e cognomi, è tutto niente da tradurre. Cosa? Ah, è sarda. E allora prima perché ha fatto la polemica? Ah, l'altra, la vicina, la pettegola. Non è possibile, è incredibile, guarda. Sto scherzando ovviamente. Però non scherzo su una cosa, sono bravissimi, siete d'accordo, vero? Grazie davvero, arrivedervi presto nelle nostre feste di Sardegna. Allora, abbiamo annunciato un po' che cosa sarebbe accaduto adesso. Loro entreranno con molta delicatezza su questo canto, un omaggio che noi vogliamo fare, e poi creeremo intorno a noi proprio un quadro di donne, un omaggio sì ad Andrea, ma vuole essere anche una carezza per tutte le donne, perché nei confronti delle donne solo fiori e carezze dobbiamo e possiamo dare. Non potrò riposare, amore coro, pensando a te so, d'ogni momento, noi stessi in tristura, prenda e oro, nei dispiacere, o pensamento. T'assicuro che a te solo bramo cattamo forte t'amo e t'amo e t'amo se m'essere possibile d'angelo si spirito invisibile piccabo sa sforma se furabo da e che lui sul sole e sosiste dose formavo un mondo bellissimo protene pro poter dispensare cada bene
poter dispensare cada bene, no poto viver, no, che n'amargura lontano da etene, amado coro annuda varesa, bella natura si muestre a cursusu, me un tesoro e provvidere consolo e recreo cor Dios amada prusa Deo. E t'assicuro che a te solo bramo, cantamo forte tamo e tamo e tamo, e t'assicuro che a te solo bramo, cantamo forte tamo, tamo e tamo. E questo è l'applauso vostro per loro e il nostro applauso per chi stasera ci ha dato quella carezza di cui avevamo bisogno. Le donne di Sardegna. Se noi oggi possiamo raccontare le nostre storie è perché loro hanno conservato la memoria, sono loro che hanno cucito, hanno ricamato, hanno messo via. Al momento opportuno hanno saputo tirare ancora fuori quei valori che la memoria ha potuto impreziosire grazie alla loro costanza, alla loro tenacia, al loro operato. E io stasera vorrei fare un omaggio a tutte queste donne. C'è un canto, no? Che dice mamma, figlia, sposa. Ed è il canto dedicato alla Madonna. Il mio non è dedicato alla Madonna, ma è dedicato alla donna nel giorno più bello della sua vita, quando c'è un anello che sta a significare un'unione che è quel segno d'amore in cui lei confida di poter perseverare fino all'ultimo dei suoi giorni. Ed è Sanedu, e questo sì è un canto dedicato a tutte le donne. Essa di prur bella che su senore nos ammettiu Paesi in sa cappella pro su crumpiu camus pediu No atateru di sizu sa mama caprecau Sorbenes pro su fizu cando in sarmente nos da sinau
si solo nos querimos induna teruquelu, no es que menticamos a sprendar bonar belas cangelu, máquina amore santo, noi semus pro kirkare, prenor de cada bantu a terar vidas de semenare. Ricarde godimentos, commentato onorau, sorbono sentimentos que mamma e babu nos anadau. Ite bella samanu como chiu che sale 2 oro, Deus che soberano manna estimare questo tesoro. Intro a su coro meu, all'ubra mare forte, chircagneli recreuga in sabona, in sa mala sorte, quando si porta a die, ma con l'isugu forte, d'essere a curso a chi e dai custo affetto, ma sia disorto. Tocca Ave Maria, sa gloria su Signore, no estino che pia camusa zudu de su pastore, ne chi sa domo e oro, disi flor de onzi cosa, ma paco e kin decoro, kin sa salute, saneddo e sposa. C'è un'immagine bellissima dall'alto in questo momento, sopra la chiesa alle mie spalle e sopra queste donne che ho intorno e sopra di voi che siete stati a seguire, ad essere parte di questo racconto. Questo applauso lo vorrei fare io per voi. Siamo arrivati alle battute finali di questa serata. Voglio qua vicino a me Stefano Lai, che rappresenta la Proloco, che ha organizzato. Mi piacerebbe che tornasse qua sul Sagrato anche Rossana Perra, il nostro assessore, così mi piace proprio portare con voi i saluti. Ne approfitto e tra poco il gran finale vedrete che cos'è, per salutare tutti gli ospiti, partecipanti che hanno dato davvero un senso a questa manifestazione, l'hanno riempita di contenuti ma anche di emozioni. Voglio ringraziare Sardegna Live che ha trasmesso le nostre immagini, potete andare anche a rivedervele perché rimane in archivio questo documento, questa serata di Quartu, la vogliamo lasciare lì affinché possa continuare a raccontare le emozioni che noi stiamo vivendo. Stefano, vieni da questa parte così tengo vicina anche l'assessore, adesso puoi anche dire una cosa su quello che hai visto. Intanto diciamo una cosa, se abbiamo commesso qualche errore, perdonateci, ma questi spettacoli, questi qua non si provano, non esistono sulla carta, esistono mentre avvengono, quindi sappiate che tutto quello che avete visto è nato qua, dal momento in cui abbiamo iniziato, grazie a voi che ci siete stati vicini, giusto? Questo è il bello proprio di queste manifestazioni che non potrebbero vivere altrimenti. Prego.
siamo arrivati alla fine, mi pare di aver capito, quindi abbiamo rispettato, Anche perché abbiamo rispettato i tempi. mi hai minacciato con le Sì, pistole, mi hai detto dobbiamo finire alle 11:30, No, guarda, perché qui poi puntualità. dobbiamo rendere conto alla municipale, c'è Certo. tutta una macchina dietro che è 2 mesi che litighiamo tra riunioni, quindi no, spero che sia andato tutto bene, quindi che vi siate divertiti. Spero di rivedervi la prossima edizione, quindi veramente grazie. Grazie a tutti i gruppi che hanno partecipato. Guarda che meraviglia. Grazie all'amministrazione comunale, ripeto, qui abbiamo l'assessora, grazie a Giuliano per il lavoro che ha svolto, al service, elettricisti, i soci e ragazzi della Pro nei vari chioschi e gli arrostitori là in fondo, tutti gli hobbisti artigiani che hanno subito accolto l'invito di partecipare. Ok, questo l'ho messo per coprire un po' la pancia che non ho mangiato oggi. Comunque, davvero grazie. A lei le parole che ci portano verso la conclusione. Una donna fra le tante donne. Sì, grazie a tutte e a tutti. Grazie. E allora facciamo così, posso chiamare sul palco un mio amico che è venuto a trovarci stasera, che solitamente ha confidenza col mondo delle tradizioni, soprattutto col vestiario tradizionale, ha fatto tanti studi, e vorrei una sua battuta nel finale perché ha visto la manifestazione ed era entusiasta di tutto quello che... Emanuele, vieni qua, un applauso a Emanuele Garau, vieni Emanuele, varca quel tracciato che ci separa, tra l'altro con Emanuele... Ad anni alterni presentiamo una manifestazione molto bella che organizza l'associazione Flores de Verano, abbiamo detto il gioco delle associazioni e quindi stasera ci vedono a quarto per la prima volta insieme tutti e due sul palco. Vieni qua al centro, vieni. Mi fa piacere che porti, sai perché? Sei una voce tra le tante che hanno assistito allo spettacolo, quindi se hai da dire qualcosa a Stefano, a chi ha organizzato, lo puoi fare adesso. Innanzitutto uno scenario meraviglioso, spettacolare. La piazza di Sant'Elena la si utilizza prevalentemente per la festa di Sant'Elena, ma è uno spazio scenico meraviglioso, con questa chiesa così illuminata, e poi stasera veramente c'è stata una grandissima alternanza di ciò che le tradizioni popolari della nostra isola propongono, balli, canti, le vere tradizioni genuine ma allo stesso tempo rese in maniera spettacolare, e poi questa esplosione di colori con le ragazze è meravigliosa. Tu queste cose non le devi fare. Giuliano Marongi è matto, io ero qui a vedere lo spettacolo. Però era bella questa tua testimonianza, anche perché hai dato voce a tutti loro, va bene? Grazie. Allora io vi congedo tutti e tre e Gigliola vieni qua vicino a me, stammi vicino un secondo, che adesso devo spiegare a tutti cosa succederà, perché non lo sa nessuno, ce l'ho io nella mia mente ma nessuno lo sa. Allora io farei così, chiederei ai signori vestiti in abito tradizionale, a tutti i partecipanti, di affiancare le loro donne, anche se non sono quelle che arrivano dal loro paese, anzi mi piacerebbe ancora di più che si mischiasse il più possibile questo corollario. Ovviamente, no, non deve parlare, povera ragazza, già mi sta odiando perché l'ho chiamata qua, la voglio solo vicino a me per darmi coraggio e farmi compagnia. Quindi ecco, stanno arrivando, spargetevi in mezzo alle vostre signore, perché adesso sai cosa facciamo? Chiudiamo con un bellissimo ballo, ci saranno Michele, Costantino che presenteranno i suoni con le launeddas e l'organetto, ed è il modo migliore, questa piazza forse mai come stasera si riempie di colori per questi suoni che ci accompagneranno verso il finale, sperando che lo spettacolo che abbiamo allestito per voi sia stato di vostro gradimento. Tanto li mettiamo là, vero? Me lo dite? Perfetto. Quindi devo rubare qualche secondo perché giustamente prima è stato sollecitato un applauso per chi ci ha dato luci e suoni, ma ne farei un altro perché lavorare con me significa farli impazzire. Quindi un applauso forte, forte, forte. E allora accendete i vostri telefonini, tutti, perché questo è il momento di documentare un ballo meraviglioso. Stasera, oggi, in questa serata di giugno, sicuramente il più grande e il più bello di tutta la Sardegna. Grazie di tutto e viva la Sardegna, buona Sardegna a tutti, sempre.
Thank you.